Ciglio degli Emigrati, prego il taglio del nastro, tutti assieme. Ecco, con la musica della PARC aspettiamo anche le campane del Santuario della Madonna del Monte. Grazie ai tamburinari, al gruppo Maria Santissima del Monte, il taglio del nastro del Ciglio degli Emigrati, messa del Monte. Fino ad arrivare a costruire vere e proprie macchine che contenessero gli enormi ceri da presentare come offerta, i cili. Il ciglio rappresenta la partecipazione di un gruppo di fedeli alla festa della Madonna ed è il simbolo della loro comune devozione. Quello che stiamo per benedire è il segno dell'amore grande che ancora lega alla Vergine del Monte uomini e donne che per diversi motivi si trovano a vivere in diverse parti del mondo, ma mai hanno spezzato il legame che li unisce alla comune radice di fede e tradizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Grazie a tutti quanti. Adesso iniziamo, dopo questa benedizione, iniziamo questa nostra manifestazione, questa inaugurazione del Ciglio. C'è Carmela Materiano qua accanto a me che mi aiuterà assieme a Salvatore, c'è già Giuseppe Agnello che ha raggiunto il nostro palco e c'è Giancarlo Materiano, il presidente dell'associazione di Ragalmuto, a cui dovete fare un grande applauso. Senza la sua passione, senza il suo impegno, non saremmo arrivati a questo punto. Buonasera a tutti, consentitemi di salutare Sua Eccellenza Arcivescovo Alessandro Romano, l'arciprete, i sindaci dei comuni di Hamilton, Serè, San Nicolà, il sindaco Maniglia, a tutti voi amici, parenti, emigrati e voi Carmela, Gigi e Salvatore che vi siete spesi anche con questo progetto. Come vedete l'emozione è tanta, non so il perché, in qualche modo dobbiamo affrontare questa serata. Quindi un vero grazie lo dobbiamo dire a Peppe Mielo che ha creduto principalmente lui in questo progetto. Ecco, alla sindaca volevo dire questo, uno scenario straordinario. Dal 1986, cioè da quando il gemellaggio si è celebrato proprio qui, sindaco di Ragalmuto di Rosardo, sindaco di Hamilton, Bob Morrow, e qui c'è una bellissima foto di altri sindaci di Hamilton, Fred Heisenberg e tanti altri autorità che sono venuti in questi ultimi 30 anni. Ecco, volevo chiedere alla sindaca attraverso CHAS l'emozione di stare. I have a speech, but I'm not going to use it, so I have to have some translation. Ha un discorso ma non lo usa quello che ha scritto. I feel so blessed, first of all, so blessed to be here. And a beautiful evening, finally, many years in Hamilton. I've been at the Festa Santissima Maria del Monte. And to be here now in Ragalmuto, to see the Chiesa, the church, to see the beautiful new Ciglio. Absolutely honored. I can't tell you how honored I am. I'm very excited to be here. Sindaco ha detto che Hamilton è stato da tante feste del monte, ma mai immaginava come era con questo qua. È molto onorata di essere con voi stasera e molto emozionata.
It's not every day that I get to see such a beautiful church, such beautiful people, and I'm really glad to finally, as I said already, to be in this beautiful region, from which so many Hamiltonians claim their roots. È molto lieta di essere qui con voi, specialmente che lei è il sindaco di una città in Canada che ha tanti racalmotesi. And of course, I wouldn't be able to be here without the work of the organizing committee that's from Hamilton, and so I'm going to just name them all because I'm very grateful and very thankful. We have, of course, with me here on the stage, Charles Crunisi, Gabe Macaluso, Sam Zino, Joe Baiardo, Joe Grimaldi, Joe Curto, Mike Macaluso, Anthony Macaluso, Larry Biani. And of course, we already heard from Mike Agro. These people are some of the people that have kept the traditions of Maria Santissima del Monte alive in Hamilton. They are the ones, among so many others, 30,000 Hamiltonians that count their roots back to this city. Without them, I would not be here. Without them, we wouldn't have the traditions that we have in Hamilton right now that we celebrate regularly. So, to be here and celebrate today with you, particularly with the Giulio, is fantastic. The connections have remained strong. Thank you, Mario. Allora, ringraziato il comitato di Hamilton che ha aiutato a lei, è responsabile per lei venire qui, essere qui, e che persone come il comitato sono quelli che mantengono il spirito della Maria del Monte viva in Canada, in cui ci siamo solo a Hamilton 31.000 di origine racalmotese. So, we have a street called Murray Street in Hamilton, is now called Corso Raccamoto. We have the festa. We have the statue of Shasha in front of one of our banquet centers. We have Caretta in City Hall. We have our own Giglio in Hamilton as well. So many other things. The people of Raccamoto left home, left here, but they built my city. So, Sindaco, grazie. Grazie, grazie. My city could not be as rich and beautiful as it is without the Racamotese that went from here to my town. So, grazie again, and auguri tutti. L'ultimo pezzo l'avete capito, auguri a tutti. Prima di questo ha detto che a Hamilton abbiamo tanti simboli di Racalmuto, abbiamo la statua di Shasha alla Euro Station, abbiamo il carretto che sta al municipio, abbiamo altri simboli, abbiamo anche il nostro Giglio a Hamilton e ha detto che se non era per i racalmotesi che sono stati e venuti a Hamilton, Hamilton non è bello e come dire, non ha avuto il successo che ha avuto senza i racalmotesi a Hamilton. Ed è giusto dire, e soprattutto riferire che è davvero straordinario ritrovarsi durante la festa del Monte. Quasi tutti noi l'abbiamo vista diverse volte e come si dice qui arrizzano i cardi, vedere tanta gente, tanta commozione da parte dei racalmutesi. E la sindaca di Hamilton ha percepito questa straordinarietà dei nostri concittadini di Hamilton. Just Cremonesi è il ponte, come tanti altri, che lega queste due comunità. Adesso però bisogna fare una cosa, Charles. Dobbiamo imparare l'inglese e l'italiano, che altrimenti con queste Molto importante perché specialmente in Canada adesso siamo al punto
seconda, terza, quarta generazione che non si parla più l'iracamutese, non si parla più l'italiano e allora dobbiamo trovare un modo di andare avanti, così scambiamo lingue, impariamo le lingue di un altro posto, che se no è un po' difficile. Dobbiamo usare i telefonini, ma non va bene. Grazie, grazie. One last special thank you to Giancarlo. Giancarlo, grazie mille. Grazie a Ciasca. Benissimo, avremo modo di incontrarli, sono qui. Domani ricordo alla Fondazione Sciascia un convegno sull'importanza delle radici anche dal punto di vista turistico. Se ne parlerà nel 2024, il ritorno delle radici, per le radici, anche dal punto di vista dello sviluppo. E allora noi domani alla Fondazione Sciascia ci rincontreremo per parlare di questo, ma intanto tanti cari saluti e buon proseguimento della serata. Prego, Daniela. Auxilio dedicato agli emigrati raccattati nel mondo ha come obiettivi principali quello di mantenere vivi i rapporti, i legami con i raccattati sparsi nel mondo, rinnovare la tradizione del cibo, dare nuova gusto alla festa, usare la profonda devozione di tutti i raccattati sparsi per il mondo e per la Madonna del mondo. I valori, la storia, le tradizioni della nostra terra e delle radici. Viva Maria! Vorrei invitare anche i soci fondatori, da Gioacchino Carlino, Antonio Puma, ognuno di voi può salire sul palco, che ho il piacere di aprire e brindare. Anche perché, siccome la Madonna è arrivata con una nave, e questa è una nave che ci porterà nel mondo e che il mondo porterà qui a Racamuto, è giusto inaugurarla con un po' di spumante, ed è un segno anche positivo e simbolico.